Eccoci qua, mister. Come dicevo il suo collega, un derby è sempre una partita a sé, è aperta a qualsiasi risultato. Noi siamo partiti bene, siamo dati in vantaggio, poi c'è stata la rimonta. Tutti i gol non su azione, 2 rigori e un calcio di punizione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna essere un po' più attenti nel cercare di non mettere in dubbio l'arbitro, fischiare certe punizioni e certi rigori. Purtroppo paghiamo caro prezzo questo momento un po' particolare e speriamo, sono fiducioso da parte dei miei giocatori che ne usciremo senz'altro da questa situazione un po' particolare. Sì, adesso c'è la sosta di campionato, ci sarà l'occasione di fare un'analisi, riordinare le idee. Purtroppo il Presidente aveva annunciato degli arrivi che mi sembra non ci siano stati almeno in attacco, anche se c'è ancora una possibilità di qualche svincolato. Lei da questo punto di vista qua cosa dice? Io ho una rosa di 18 giocatori a disposizione e lavoro con questo gruppo e io devo cercare di tirare fuori il massimo con questo gruppo. Per quanto riguarda i rinforzi, sono problemi che riguardano la società, non sono scritto. Io devo cercare di dare il meglio e di far lavorare questo gruppo. Sì, diciamo che lei è rimasto un po' senza voce perché ha gridato in campo, insomma poi c'è anche il Freddo che mette la sua. Come vogliamo chiudere questa intervista? Facendo gli auguri a tutti i tifosi del Parco Gruano, facendo gli auguri alla mia squadra e dirigenti, sperando che il 2018 sia più migliore del 2017. Bene, grazie mister.